Le ultime speranze di ritrovare ancora in vita Doriano Gasperin si sono spente questa mattina quando durante un sorvolo del Piave nel territorio comunale di Limana l'elicottero dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia ha individuato il corpo del 65enne in un'ansa del fiume a circa 1 chilometro dalla frazione di Praloran. Il recupero è stato eseguito dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto e i soccorritori fluviali del comando provinciale di Belluno. Doriano Gasperin, che qui vediamo nelle nostre immagini di repertorio girate una decina d'anni fa durante una mattinata di attività didattica dei cacciatori della locale riserva, era uscito nel pomeriggio di sabato scorso con la sua attrezzatura. L'intenzione era quella di assentarsi brevemente e a rafforzare questa ipotesi il fatto che il suo fuoristrada sia stato trovato aperto e con tutti gli effetti personali all'interno nell'area della cava di Praloran. L'incidente probabilmente di lì a poco. Verso sera la denuncia di scomparsa e l'attivazione del dispositivo per la ricerca persone che ha fatto convergere nella zona rivierasca di Limana Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza. Da lì in poi oltre un'ottantina di soccorritori si sono alternati per 2 giorni e mezzo per cercare di individuare una traccia del 65enne anche con l'ausilio di unità cinofile molecolari nell'area disegnata dall'ultima cella telefonica agganciata dal cellulare dell'uomo. Ieri le ricerche si erano concentrate nel tratto che va da Ponte San Felice allo sbocco del torrente Turriga e da Ponte San Felice al Cordevole. La svolta questa mattina. La salma di Doriano Gasperin è stata identificata dal medico legale e terminate le procedure di rito è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Belluno.